Buonasera. Apriamo il telegiornale questa sera con le scandalose immagini che ci arrivano dal Museo Civico di Bassano del Grappa. Inaugurato pochi giorni fa, precisamente il 24 aprile, oggi la rinnovata Sala Chilesotti si è allagata. L'acqua piovana ha penetrata nell'immobile, uscendo poi dalle bocchette del sistema di areazione e finendo su pavimento, arredi e impianti della nuovissima sala conferenze. Le foto scattate da un nostro telespettatore documentano in maniera inequivocabile l'incredibile situazione che l'acqua che scende dal soffitto è a mo' di cascata. Insomma, fanno acqua i lavori di ristrutturazione del museo per i quali l'assessore Dario Bernardi appena una settimana fa aveva parlato di restauro all'avanguardia, quando proprio l'assessore e il suo ufficio tecnico avrebbero dovuto sovrintendere e controllare i lavori che si sono invece rivelati disastrosi. Ma l'assessore Bernardi non è nuovo a una performance del genere. La stessa situazione si era già vista all'Istituto Bellavitis 2.0 di Santa Croce, che subito dopo l'inaugurazione aveva subito diversi allagamenti, come già denunciato da Rete Veneta. Oggi pomeriggio una cascata d'acqua dal soffitto, questa volta del Museo Civico. Lavori da milioni di euro che fanno davvero acqua. La domanda ora è d'obbligo. L'assessore Bernardi e questa amministrazione riusciranno mai a fare dei lavori senza problemi?